Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento ha deliberato la nomina del nuovo direttore generale. Si tratta di Salvo Prestia, 48 anni, originario di Porto Empedocle, già vicepresidente del Circolo Fratelli d'Italia. Il nuovo direttore generale svolgerà l'incarico fino al 31 dicembre a titolo gratuito, in quanto il Consiglio di amministrazione non ha ancora ricevuto il formale passaggio di consegne da parte della precedente gestione e quindi non ha ricevuto ancora una formale rappresentazione e descrizione dello stato della cassa della Fondazione aggiornata oggi, non potendo dunque assumere impegni economici a medio e lungo termine. Prestia avrà il compito anche di individuare il nome del nuovo direttore artistico, che verrà poi sottoposto al Consiglio di amministrazione, che quasi certamente sarà Francesco Bellomo. Sicuramente sarà una bellissima avventura, perché il teatro ha bisogno di essere rilanciato a tutti i livelli. Ringrazio il Consiglio di amministrazione che ha individuato in me una persona che possa svolgere questo lavoro, e quindi sono veramente entusiasta e anche consapevole delle tantissime cose che bisogna fare. Un lavoro che sarà condiviso anche con il CDA? Assolutamente sì, dobbiamo coinvolgere tutte le forze sane e tutte le persone appassionate di cultura a tutti i livelli, ad Agrigento siciliani, perché no? Dobbiamo essere aperti a tutte le realtà che meritano per rilanciare al massimo la nostra struttura, che è una delle più belle che abbiamo in Italia. Ecco, presenterete il cartellone quanto prima. Oggi il debutto con l'evento questo dedicato a Pippo Montalbano. Pippo Montalbano è una colonna della cultura agrigentina, meritava e merita di essere ricordato con questo premio. Non dimentichiamo che il luogo in cui siamo è il foyer intitolato proprio a lui, quindi è parte del Teatro Pirandello a tutti gli effetti.